Il Partito Democratico cerca la sintesi. Riunione Fiume nel tardo pomeriggio nella sede regionale del partito in Piazzetta De Gasperi a Padova per cercare di sbloccare lo stallo sulla riforma della sanità. Le dichiarazioni degli esponenti Dem in Consiglio regionale alla vigilia dell'incontro non lasciavano spazio a interpretazioni, con la linea ferma sul non trattare e portare avanti l'opposizione. Dovranno però fare i conti con le altre anime del PD e soprattutto con le istanze del territorio, Pede, Montana e Veneto orientale, che spingono per avere confermate in tempi rapidi le rispettive ULSS. Insomma, si battaglia anche nel PD. Intanto il Movimento 5 Stelle spara zero su tutti i colleghi che siedono a Palazzo Ferrofini. I pentastellati chiedono parità di trattamento. Adesso la riforma della sanità è sotto scacco delle lobby politiche. Vedo di buon occhio che ci sia un criterio unico oggettivo per tutte le ULSS del Veneto. Abbiamo bisogno di mantenere un fortissimo rapporto col territorio ed è questo quello che noi chiediamo come 5 Stelle, ed invece la maggioranza ragiona solo ed esclusivamente con criteri politici e di, appunto, bacini di voto.